Sono rimaste sull'isola di Socotra 5 giorni in più del previsto, in attesa di notizie dal ministro degli esteri, ma dalla Farnesina non hanno ricevuto aiuti. C'erano 2 ragazze di Pove del Grappa tra i turisti bloccati nello Yemen dopo la cancellazione dei voli di ritorno in Italia e nelle altre nazioni a causa delle tensioni nel paese che hanno comportato la chiusura dello spazio aereo. Alice Poli, il suo fidanzato Samuele Cavicchi e l'amica Vania Beltramello sono rientrati solo stanotte. Erano partiti il 28 dicembre e sarebbero dovuti tornare a casa il 4 gennaio. Non sapevano né come né quando. L'odissea delle 2 giovani è giunta al termine, ma si sono dovuti arrangiare. Ai nostri microfoni il racconto di Alice. Stiamo bene, siamo sempre stati bene, la situazione nell'isola è assolutamente sicura. Diciamo che abbiamo naturalmente avuto qualche disagio legato al fatto di aver dovuto acquistare dei nuovi biglietti, attendere che venissero riorganizzati i voli che poi sono stati da Socotra all'Arabia, dove siamo arrivati appunto ieri, mentre oggi siamo rientrati in Italia. E abbiamo avuto un enorme supporto dall'agenzia locale e dai local che ci hanno veramente assistito, accolto nelle loro case, pagato cene e tutto quant'altro, perché uno dei problemi più rilevanti è stato quello di recuperare il denaro appunto necessario per comprare i nuovi voli, proprio perché lì gli strumenti di pagamento sono limitati. Noi abbiamo contattato la Farnesina e le ambasciate, quella italiana negli Emirati e quella italiana in Arabia, di Riyadh, il giorno stesso in cui abbiamo saputo della cancellazione dei voli per informarle di quello che stava succedendo. Abbiamo ricevuto un messaggio dalla Farnesina il giorno in cui abbiamo avuto notizia che era stato riorganizzato il volo da Socotra a Jeddah, quindi in un momento successivo. L'unico messaggio che abbiamo ricevuto è stato quello in cui ci veniva richiesto se eravamo riusciti a recuperare il denaro per acquistare i biglietti e se eravamo già in possesso del biglietto, al che io peraltro risposi che avevo ricevuto il denaro grazie ai miei genitori che me l'hanno trasferito via Western Union, e non ho più ricevuto alcuna risposta nonostante avessi precisato che non avevo ancora alcun biglietto. Siccome su questo sono state date delle notizie tali per cui la Farnesina ci ha aiutato, addirittura si è detto che ci avrebbe riacquistato i voli, assolutamente no. Ci siamo arrangiati in tutto e per tutto e non abbiamo veramente avuto nessun tipo di supporto, nessuno.